Una conferenza stampa si è svolta stamani per presentare la manifestazione che si terrà sabato pomeriggio a Porta di Ponte. Il tema in oggetto è quello mai più fascismi, mai più razzismi. Tra le tematiche degli organizzatori anche quello che il nostro paese sta attraversando un'onda nera neofascista che è all'origine di gravi atti di intolleranza e di violenza non solo nelle strade ma anche all'interno delle sedi istituzionali. Si stanno affermando ideologie con richiamo prettamente razzista e antidemocratico. La manifestazione, promossa da diverse sigle come l'ANPI, l'ARCI, la Caritas Diocesana, Libera, Lega Coppi, CGL Cisle Willi, Centro Pasolini, Missionari Comboniani, Unione degli Studenti. È una manifestazione che abbiamo pensato comunitariamente, infatti raggruppa un numero abbastanza corposo di associazioni, di movimenti, assieme a noi ci saranno anche le 3 sigle sindacali, ci sarà la Caritas e l'abbiamo pensata in questo preciso momento per svariate ragioni. Siamo comunque nella settimana che va verso la giornata della memoria, stiamo vivendo delle giornate dal punto di vista delle politiche di questo governo nei confronti degli immigrati, con il decreto sicurezza che sta svolgendo appieno il ruolo per cui è stato pensato ed è stato votato, mettendo in mostra quelle che sono diciamo i risvolti negativi di questo decreto sicurezza come si prevedeva. Abbiamo deciso appunto di tornare ad occupare degli spazi fisici per incontrarci, per guardarci in faccia e per cominciare a costruire un percorso che vada diciamo in direzione opposta alla strada che si sta tracciando oggi in Italia.